Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci il più presto, vi auguro buon ascolto. Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti, ben ritrovati a questa serie di incontri formativi e informativi organizzati dal settore istruzione tecnica del Comitato Regionale Veneto della Federazione Nuoto. Per favorire la massima partecipazione abbiamo cambiato un po' la formula, non più un webinar su Zoom, ma una diretta su Facebook e su YouTube che appunto permetterà a più persone di essere collegate e partecipare a questo incontro. Per rivolgere domande o qualsiasi tipo di considerazione potete utilizzare i commenti, lo spazio di commenti nella pagina Facebook o nel canale YouTube. La relatrice di questa sera la conosciamo tutti, è stata con noi la settimana scorsa, la dottoressa Paola Contardi, docente nazionale della Federazione Italiana Nuoto, psicologa dello sport e psicoterapeuta. Buonasera Paola. Ti chiederei di aprire l'audio per favore. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera anche alla padrona di casa Antonella Beghetto. Ciao Antonella. Buonasera a tutti, ben ritrovati tutti quanti. Grazie Paola, grazie Federico per questa serata. E allora ci siamo presi l'impegno di essere rapidi e ricchi di contenuti, quindi non perdiamo troppo tempo sui convenevoli. La settimana scorsa Paola ci ha parlato dello stress da pandemia e ha iniziato a prefigurare alcune strategie per superare questa fase di difficoltà, e questa sera entriamo un po' più nel merito di questi strumenti parlando di mindfulness, un tema sul quale Paola negli ultimi mesi ha scritto e ha parlato molto, e quindi ecco, le cedo volentieri il microfono. Auguro a tutte e a tutti un buon ascolto. Bene, grazie Federico, buonasera a tutti. Per me è un grande piacere essere di nuovo qui con voi e avere comunque l'opportunità di parlare della mindfulness, perché è una pratica che sarebbe da consigliare un po' a tutti, e non è una moda, ma è veramente un qualcosa che ci può aiutare tantissimo ad affrontare lo stress, e soprattutto questo stress di pandemia di cui abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. Allora, voglio dare una traccia di questo incontro per evitare insomma che ci siano malintesi o comunque che non sia chiaro il messaggio che in qualche modo vorrei mandare. Allora, la mindfulness è una pratica, diciamo, meditativa che è stata molto studiata negli ultimi 20-30 anni, diciamo così, e tant'è che nel circa 4-5 anni fa sono stati registrati nelle riviste chiaramente scientifiche ben 700 articoli sull'argomento, quindi per dire che non è una pratica magica, ma è veramente una strategia, diciamo così, terapeutica, nata dalla meditazione, dall'interesse che ha avuto un medico statunitense, un certo John Kabat-Zinn, nello studiare la meditazione applicata, diciamo, però al metodo scientifico, diciamo così. Ecco, quindi questo vorrei fare una piccola premessa. Cosa aspettarsi da questo incontro? Allora, io parlerò brevemente del significato intrinseco all'interno di questo termine, appunto mindfulness. Cercherò di illustrare quelli che sono gli agganci con il mondo scientifico,
e quindi cercare di capire quali sono anche le caratteristiche della mindfulness un po' in generale. E poi per concludere vorrei farvi fare almeno un esercizio che poi magari voi potete far vostro e magari riproporre nelle prossime giornate, proprio per cominciare così ad aprirsi a questa particolare meditazione e cercare in qualche modo di avere un po' di attenzione nei propri confronti e quindi cercare di gestire un po' meglio lo stress che in questo periodo sicuramente ci pesa tanto a tutti. Ecco, quindi non è un corso di mindfulness, ovviamente, perché non ci sarebbero assolutamente i tempi, però credo di potervi lasciare qualcosa di molto concreto da portarvi con voi, insomma, nei prossimi giorni. Allora, cosa si intende per mindfulness? Mindfulness, diciamo che la traduzione è un po' complicata farla, però in linea di massima vuol dire consapevolezza. E la consapevolezza legata in modo particolare al momento presente. Perché si è voluto focalizzare l'attenzione in questo modo? Perché generalmente la nostra vita è sempre altrove piuttosto che nel presente. Cioè la nostra mente vaga, proprio naviga alla grande nel nostro passato, nel nostro futuro, nelle nostre preoccupazioni. Ecco, qui naviga veramente a uno spirito di navigazione veramente incredibile, però non è assolutamente abituata a stare nel presente. E per quanto possa sembrare, diciamo, curioso e paradossale questo, è effettivamente quello che accade, perché se voi pensate un attimo magari alle vostre giornate, a quello che stavate pensando un attimo prima di collegarvi al nostro appuntamento, sì, eravate presi a cercare subito di poter entrare nella riunione, però probabilmente eravate, non so, al lavoro, qualcuno in piscina, qualcun altro magari così a fare una passeggiata sotto la neve e invece eravate seduti su una sedia davanti a uno schermo. Quindi questa diciamo che è un po' una condizione che è un po' classica di tutti noi, no? Quindi la nostra mente è così, naviga, vaga, è sempre in giro da qualche altra parte che non nel nostro momento presente, no? E quindi una prima cosa che dobbiamo cercare appunto di fare è cercare di capire appunto come poter agganciare la nostra attenzione al momento presente. Quindi questo è il primo elemento, diciamo, della mindfulness che va ovviamente preso in considerazione. Considerate un attimo, no? Voi siete tutti un po' istruttori, insomma, siete tutti degli educatori comunque, no? Abituati a fare questo tipo di lavoro. Avete presente quando i bambini, mentre voi spiegate magari un esercizio, sono lì che cercano di andare sotto l'acqua, sono lì che vi guardano, però voi lo capite che non stanno lì in quel momento. Perché? Perché sono presi dai loro 5 sensi, sono in un elemento assolutamente divertente che è l'acqua, hanno l'insegnante, però la loro attenzione in quel momento è molto indisciplinata su di voi. Invece è tutta focalizzata sull'acqua che li circonda, quindi sulle sensazioni corporee, sull'udito, no? Magari mettono le orecchie sotto l'acqua e sentono la vostra voce però ovattata perché appunto è in qualche modo filtrata dall'acqua. Ecco, per fare riferimento, diciamo, a questa condizione che tutti voi conoscete molto bene, la nostra attenzione è proprio un'attenzione disciplinata, quindi vaga qua e là, ci porta ovunque, ma fondamentalmente ci allontana dal presente. E cosa succede, visto che siamo lontani dal presente? Succede che spesso è proprio, come dire, sequestrata, un po' rapita da quelli che in psicologia vengono definiti pensieri intrusivi, no? E i pensieri intrusivi sono generalmente dei pensieri tossici, e cioè quelli che creano malessere.
Quindi sono quei pensieri che ci fanno focalizzare l'attenzione magari su un evento accaduto il giorno prima o magari una settimana prima e che ci ha dato magari fastidio, ci ha creato magari una certa insofferenza, una certa frustrazione, magari abbiamo avuto una discussione. Oppure possiamo focalizzare la nostra attenzione magari su un problema che cerchiamo in qualche modo di affrontare, ma non riusciamo a vedere la soluzione, anzi ci viene così proprio incontro tutta quella serie di difficoltà che ci sembrano così difficili da superare, no? Ecco, quindi la nostra attenzione indisciplinata spesso ci porta lontano dal momento presente e soprattutto in un'area tossica della nostra mente, e quindi questo ci crea malessere. E nello stress da pandemia l'area tossica, diciamo così, che è aumentata a dismisura, no? Perché abbiamo la preoccupazione per il futuro, un futuro che è legato alla progettualità, legato alla preoccupazione per il lavoro, al fatto che magari tutti i nostri progetti in questo momento sembrano in qualche modo messi in una sorta di congelatore mentale, no? E quindi tutto questo pensare a ciò che stiamo affrontando e che forse dovremmo affrontare nel futuro, sicuramente, come vi dicevo, tende un po' ad intossicarci. E quindi cosa dobbiamo fare? Sicuramente la mindfulness ci offre una via di uscita da questo punto di vista. Perché? Perché ci indica che la nostra attenzione può essere presa con gentilezza per mano ed essere ricondotta al momento presente. E questo si può fare facendo riferimento sempre ai nostri cinque sensi e soprattutto alla nostra abilità nel respirare, no? E respirare, anche questo è un tema caro a tutti noi uomini e donne di acqua, no? Perché la respirazione, il momento in cui si pensa tanto a respirare, è sicuramente quando si è principianti e bisogna imparare a gestire l'attività respiratoria nell'acqua. Quindi anche questo è un tema a noi molto caro, no? Però prima di entrare nel merito, diciamo, di quello che può accadere nel momento del prendere consapevolezza, volevo darvi dei piccoli dati legati appunto ai benefici della mindfulness applicata in ambito clinico. Allora, io sono specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale e diciamo la mindfulness fa parte proprio della cosiddetta terza generazione della psicoterapia cognitivo-comportamentale, quindi è in qualche modo parte integrante dei programmi, dei progetti terapeutici con persone che hanno varie aree di sofferenza. E gli studi clinici ci dicono che è molto efficace, per esempio, su tutti coloro che hanno dei disturbi di ansia e depressione, ma non solo, anche a chi soffre di problematiche legate a dipendenze. Sono stati fatti degli studi e pubblicati su prestigiose riviste che danno anche la mindfulness dà anche beneficio in situazioni in cui emerge lo stato della schizofrenia, che è un disturbo, ricordo, di personalità anche piuttosto grave. È molto utilizzata nei disturbi dell'alimentazione, nel dolore cronico, anzi nasce proprio nell'ambito della cura per il dolore cronico, quindi dolore cronico per esempio quello dato dalla fibromialgia, però sono tante altre le aree in cui la mindfulness applicandosi appunto ad un percorso terapeutico di stampo cognitivo-comportamentale può intervenire. Ne dico altre due o tre, insomma, che sono tra le
tra le maggiori, quindi la sindrome da colon irritabile, l'ipertensione, la psoriasi, quindi le malattie della pelle. Perché? Perché la mindfulness ha una grossa efficacia nella riduzione dello stress. Sono stati messi a punto proprio dei protocolli medici in tal senso, che hanno la possibilità di insegnare la pratica della mindfulness alle persone che hanno problematiche di questo tipo, e il riscontro è proprio quello di renderli in grado di ridurre tantissimo lo stress, e quindi di ridurre queste che sono ovviamente delle malattie legate proprio allo stress. Perché? Perché la mindfulness proprio nella sua natura non fa che aumentare, diciamo così, la distanza percettiva nei confronti degli stimoli psicologici angoscianti. Questo perché? Perché appunto ci porta a stare nel presente, cioè ci insegna a stare nel presente, e questo stare nel presente chiaramente ci allontana da tutto ciò che non è presente, quindi con un grandissimo beneficio. Non è facilissimo, non sto dicendo, non voglio darvi l'impressione che sia una cosa che basta fare un paio di esercizi e tutto scompare. Chiaramente ci sono dei protocolli da seguire, però sono molto efficaci perché da un punto di vista scientifico è molto studiata, e quindi ci sono proprio dei riscontri molto interessanti. Considerate che la mindfulness è in grado di produrre dei cambiamenti neuroplastici funzionali del cervello, quindi va proprio a modificare un po' quella che è la struttura di interconnessione dei network cerebrali. Immaginate anche che, considerate anche che sono stati fatti degli studi facendo la risonanza magnetica in piena meditazione a dei sacerdoti, e quindi questo proprio a dei sacerdoti buddisti, e quindi questo si è visto proprio, come dire, in diretta, no? L'effetto che ha sul cervello una pratica meditativa. Considerate anche che ci sono delle aziende tipo Google, tipo LinkedIn, che nelle loro sedi americane offrono ai loro dipendenti dei programmi di riduzione dello stress lavoro correlato, proprio perché hanno visto che i dipendenti hanno un grande beneficio, si riduce lo stress da lavoro correlato, quindi questo con grande, diciamo, beneficio sul lavoro, anche in qualche modo sulla produttività, sull'attenzione, ecco, non tanto sulla produttività quanto sull'attenzione. È chiaro che se io lavorando riesco a dirigere nel modo migliore l'attenzione, e quindi ad essere concentrata su ciò che sto facendo, è evidente che il mio lavoro sia svolto con una maggiore efficacia. Ecco, quindi questo per darvi così una sorta di informazioni prima di entrare proprio nel merito della mindfulness stessa. Quindi, come vedete, c'è un grande parterre di studi che ci dicono quanto sia efficace, quanto beneficio possa portare alla nostra mente. Quindi ritorniamo all'attenzione indisciplinata, che noi con gentilezza in qualche modo dobbiamo riportare un po' sul nostro presente. Ora, mindfulness, abbiamo detto consapevolezza, e quindi la consapevolezza si ottiene prestando attenzione al momento presente in modo non giudicante, che detta così sembra qualcosa di estremamente complicato, ma in realtà non è affatto complicato. Basta imparare le strategie di mindfulness, basta imparare la pratica, fare, seguire i protocolli che sono stati studiati per poter riuscire ad ottenere questo beneficio. Ora, come dire, immaginiamo il nostro mondo acquatico, no? Noi abbiamo a che fare con dei principianti.
Ma il principiante come si approccia, diciamo, al mondo acquatico? Alcuni sicuramente con paura, perché magari hanno comunque il timore che l'acqua sia in qualche modo una minaccia per la loro integrità. Però se noi ci soffermiamo, no, sui principianti, quelli più piccolini, quelli che sono i più divertenti tutto sommato, che vediamo? Vediamo dei bambini che sono, come dire, meravigliati, stupiti del piacere e delle sensazioni, perché magari all'inizio non c'è proprio un grande piacere, però la meraviglia è proprio quella legata al fatto che sono nell'acqua e non avendo abitudini a stare nell'acqua, a fare del movimento in acqua, sentono proprio tutta questa stimolazione a 360 gradi che crea, come dire, è proprio quella tipica della mente del principiante. E la mente del principiante è proprio quella sorta di apertura ad un'esperienza nuova. Ecco, una delle condizioni che ci può avvicinare alla mindfulness è proprio l'idea di essere, di avere una mente da principiante. Quindi io in questo momento mi approccio ad un qualcosa che non conosco, abbiamo detto senza giudizio, no? La mindfulness è assenza di giudizio, richiede un'assenza di giudizio, quindi io mi accosto a questo riuscire a stare nel presente, quindi dirigendo la mia attenzione al momento presente, ma con un desiderio così da esploratrice, no? Quindi voglio proprio vedere cosa trovo nel presente, senza avere un pregiudizio, senza avere già un progetto, un programma, un risultato da ottenere, ma con la meraviglia che noi vediamo negli occhi dei bambini che si avvicinano alla pratica del nuoto, no? Che lì per lì sono un po', dubitano un po', ma poi vengono, come dire, assorbiti a 360 gradi dal piacere dello stare in acqua e quindi sentono l'odore del cloro, vedono l'acqua, sentono i rumori, ma sentono soprattutto il piacere dell'aspetto senso-percettivo, quello più ampio, che è quello legato al tatto, visto che il nostro corpo entra tutto in comunicazione, diciamo, con l'esterno e quindi in questo caso all'acqua. Quindi ecco, il primo approccio da considerare è mettersi nella mente del principiante. Forse noi che siamo così abituati a vedere i principianti in acqua possiamo in qualche modo sentire, no? Fare un po' nostra questa mente del principiante pieno di meraviglia, di stupore, ma anche di curiosità nei confronti di un mondo che in quel momento è ancora sconosciuto. Quindi dicevamo respirare, no? Perché il respiro è una sorta di guida, un eccellente navigatore per portarci nel presente, perché noi respiriamo nel momento presente, il nostro respiro è in questo momento, è adesso. Quindi la mente indisciplinata con gentilezza la collochiamo sulla nostra attività di respirare e quindi la mia attenzione cerco di invitarla con gentilezza a focalizzarsi sul respiro, quindi sulle sensazioni che ci dà il respiro. Respirare è una sorta, dice Kabat-Zinn, di porta ritmica, no? Quindi si apre ogni volta che prendiamo aria, quindi che inspiriamo, e si chiude alle spalle del nostro, della nostra espirazione. Quindi ecco, un primo esercizio potremmo provare a farlo, no? Cercare di visualizzare questa porta ideale e prendere l'aria, farla entrare con gentilezza nella nostra porta per poi vederla uscire con calma. E quindi questo è un primo esercizio che vi invito a fare, no? Mettetevi, non so, in una posizione comoda e cercate di spingere la vostra attenzione con gentilezza sull'azione del respiro
e quindi prendiamo l'aria che entra da questa porta ritmica e soffiamo fuori l'aria che si chiude dietro di sé appunto la porta ritmica. E quindi immaginiamo di poterlo fare chiaramente su una poltrona, magari sul nostro letto, su una sdraia, visto che siamo lontani dalla nostra amata piscina. Però provate ad immaginare questo esercizio magari proposto a degli adulti, che sono diciamo in una posizione di galleggiamento, e quindi quanto questo esercizio possa portare proprio un beneficio ben oltre chiaramente la pratica della respirazione per motivi, diciamo, di sopravvivenza dentro l'acqua. Un'altra caratteristica della mindfulness è la pazienza. E sicuramente se avessimo tutti un po' più di pazienza il mondo sarebbe migliore, questo non c'è dubbio, no? Però ecco, cerchiamo di focalizzare il concetto di pazienza in questo senso, cioè se noi siamo orientati ad ottenere qualcosa, siamo orientati ad un risultato, a fare qualcosa, se questo qualcosa riteniamo che ci possa dare un beneficio, quindi che ci possa far vivere un momento migliore di questo, ovviamente siamo impazienti magari di acquistare qualcosa, impazienti di andarci a fare una corsa in mezzo alla neve, impazienti di ritornare a nuotare. Impazienti magari di andarci a mangiare una cosa buona quando sentiamo un languorino, no? Quindi noi siamo un po' in qualche modo governati da questa impazienza di ottenere qualcosa, e quindi questo chiaramente porta ad un'attivazione. Ora è ovvio che non è che possiamo non avere progetti, non pensare di azzerare l'attivazione, assolutamente no, non è questo l'obiettivo, no? Però se io mi prendo un momento per fare un esercizio di meditazione, abbiamo detto, la mia attenzione la invito con gentilezza sulla respirazione. Non devo essere impaziente di fare un esercizio di meditazione, perché l'impazienza renderebbe abbastanza, neutralizzerebbe il beneficio, no, dell'esercizio di meditazione. La pazienza è l'abilità di stare nel momento presente, magari concentrati sul nostro respiro, senza pensare a stare meglio. Non c'è questo voler stare meglio. Io voglio semplicemente stare nel qui ed ora a respirare, con la mia attenzione focalizzata sull'azione del respirare. Questo, per quanto possa sembrare, diciamo, bizzarro, porta ad allenare la pazienza, perché non c'è niente non ha senso avere impazienza di respirare, perché il respiro è nel momento presente, è nel qui ed ora. Quindi semplicemente il nostro momento è nel presente, è con l'attenzione sulla respirazione, l'attenzione su questa porta ritmica che permette all'aria di entrare dentro di noi, di ossigenarsi e poi di uscire e far chiudere questa porta ritmica. E un'altra caratteristica della mindfulness è la fiducia, ma non la fiducia così che un po' dobbiamo avere fiducia di tutti, assolutamente no, non è quello l'obiettivo, no? La fiducia nei nostri sensi, nella conoscenza del nostro corpo, la fiducia che mentre respiriamo noi possiamo fidarci dei nostri sensi e di quello che ci faranno sentire i nostri sensi nel momento della respirazione, che è adesso, è il momento presente. Quindi abbiamo detto, la nostra attenzione va va indirizzata con gentilezza sulla respirazione. La respirazione ci porta a stare nel momento presente e concentrati su una porta ritmica in cui entra ed esce l'aria.
senza avere un obiettivo specifico, ma semplicemente godendoci questo momento, con pazienza, perché la respirazione è fatta, no, di prendere aria e soffiare, e non c'è nessuna impazienza nel respirare, ma è un'azione che possiamo tranquillamente utilizzare come palestra alla nostra pazienza e alla nostra fiducia di riuscire a sentire i nostri 5 sensi nel momento presente mentre respiriamo. E quindi ecco, un'ulteriore caratteristica diciamo della mindfulness è proprio nella accettazione. Quindi accettazione che non vuol dire essere rassegnati, essere passivi, ma è proprio un'accettazione della realtà, così come ci appare. Quindi, dato che non è facile accettare il dolore, accettare il rifiuto, accettare di avere un problema, è sempre comunque qualcosa di molto faticoso. Se è molto faticoso, se noi diamo un giudizio sul dolore, per esempio, dice, il dolore che sento oggi è peggio, meglio, quasi uguale, chissà come sarà in futuro, però è sicuramente peggio di ieri. Allora questo ci porta ad essere attivati e a portare attenzione su un elemento negativo, mentre invece la nostra attenzione deve essere in assenza di giudizio. Quindi in questo momento ho questa sensazione, ho questo problema, ma io sto respirando e sono concentrata sul mio respiro, la mia attenzione è sul mio respiro e mi sto in qualche modo, no, rigenerando grazie a questa aria che entra nella mia porta ritmica ed esce sempre dalla stessa porta. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire distaccarsi, no, da questa percezione focalizzata sul problema, ma reindirizzare, scusate, l'attenzione appunto su un ritmo che è quello del nostro respiro. Quindi accettazione non è passività, ma è focalizzazione della nostra consapevolezza su ciò che la realtà in questo momento, diciamo così, ci propone. Un'altra caratteristica della mindfulness è il lasciarsi andare, che non vuol dire allontanare i problemi e quindi, diciamo, no, mettere un po' la testa sotto la sabbia, ma è cercare di abbracciare la realtà proprio in una modalità nuova, quindi senza trattenere, non so, ciò che non ci piace, il risultato che magari non arriva, senza attaccarci a ciò che riteniamo di dover avere o di dover ricevere, ma semplicemente osservando la realtà e quindi lasciando andare tutto ciò che è un attaccamento, però che è un attaccamento, come dicevamo inizialmente, tossico, perché ci porta a focalizzarci su dei pensieri che in qualche modo sono sempre giudicanti e che quindi non ci aiutano a focalizzarci sul momento presente. Un'altra caratteristica tipica della mindfulness e quindi dell'approccio a questa pratica è quello di non cercare necessariamente un risultato che, diciamo, detta così, magari a delle persone che appunto lavorano, non so, hanno degli atleti che devono migliorare dei tempi per magari riuscire a fare un nuovo record oppure semplicemente a partecipare ad una gara importante, no? Noi siamo immersi nel fare. Diciamo, praticare la mindfulness non vuol dire non fare più gli allenatori e non programmare più degli obiettivi o non programmare più l'allenamento oppure non costruire semplicemente un obiettivo per il futuro. Ovviamente no, noi continueremo a costruire i nostri obiettivi, continueremo a fare la programmazione dell'allenamento, però se vogliamo ridurre lo stress, dobbiamo riuscire in qualche modo a fare degli esercizi che ci portano a focalizzare il momento presente. Quindi noi dobbiamo
toglie, evitare di essere sempre immersi nel fare, perché durante la meditazione non c'è un luogo dove andare, non c'è qualcosa da fare e non c'è un obiettivo da raggiungere. Quelli ci sono magari dopo, perché dopo dobbiamo andare in piscina ad allenare i nostri atleti, perché abbiamo degli obiettivi in comune, chiaramente, no? Però se noi vogliamo fare un esercizio di meditazione, di mindfulness, noi siamo già nel posto giusto. Siamo qui, ora, svegli, nel nostro presente, consapevoli di essere nel presente e pazienti. Fuori da un tempo legato, no, a quello che è il nostro orologio, ma proprio nel presente. E quindi nello spirito della mindfulness la vita è proprio una grande meditazione, diciamo così, no? Ogni momento è buono per poter fare un esercizio di mindfulness. E proprio per, diciamo, in qualche modo, no, dimostrarvi questo, vi voglio così un po' lasciare con un paio di esercizi da sperimentare per poter entrare proprio sempre più vicini all'esercizio meditativo di mindfulness. Quindi provate ad immaginare di fare una passeggiata. Ora, alcuni di voi probabilmente hanno la neve fuori di casa, altri hanno un pantano legato alla pioggia. Qui a Roma piove da ieri praticamente. E cosa possiamo fare? Una passeggiata in piena consapevolezza. Quindi se voi adesso, immaginiamo che c'è la neve dove siete, andate fuori, probabilmente sentirete, no, potete passeggiare con i vostri 5 sensi presenti, quindi potete osservare il paesaggio che è intorno a voi, che è un paesaggio, ormai è, diciamo, buio, però è un paesaggio probabilmente con un colore dominante che è quello del bianco della neve. Poi probabilmente sentirete un odore, no? L'odore della neve, che è un odore molto particolare. E quindi vedete la neve, ne sentite l'odore e poi mentre respirate, magari riuscite a respirare un po' con il naso, un po' con la bocca e sentite l'aria fresca, no? Che entra, nella porta ritmica entra un'aria particolarmente fresca, però che ha un odore proprio particolare. E poi un altro senso che nella neve sicuramente è veramente piacevole da attivare è quello ovviamente dell'udito, perché i passi nella neve, comunque sentire proprio il rumore, quasi è come se la neve facesse un rumore, no? Anche questo ci fa stare nel momento presente. Un altro senso da attivare è quello sicuramente cinestesico, perché camminare nella neve vuol dire affondare i piedi su qualcosa di soffice e non camminare su qualcosa di rigido come siamo abituati a fare. E questo camminare nel soffice è qualcosa di assolutamente alternativo, e poi possiamo misurare la distanza dei nostri passi, perché noi possiamo fare dei passi corti come dei passi lunghi, possiamo camminare in avanti ma possiamo camminare anche indietro. E poi le mani, no? Il tatto, quindi tenere le mani aperte mentre camminiamo e magari muoverle in avanti e indietro, un po' come invitiamo a fare, no? I nostri allievi nell'acqua, no? Proprio per attivare questa sensopercezione. Però non è detto che ci sia sempre la neve, quindi potreste fare la stessa cosa magari camminando su un prato o camminando sulla spiaggia se state vicino al mare, magari a piedi nudi, proprio per sentire ancora di più, no, questo stare con i piedi nella sabbia, no, e sentire il proprio corpo ancorato alla sabbia. E quindi questo è un piccolo esercizio sicuramente che tutti voi potete provare a fare in ambienti, anche se state in ambienti diversi. L'esercizio della respirazione l'abbiamo sperimentato, diciamo, un po' all'inizio.
Un ultimo esercizio che vi consiglio di sperimentare, magari domani mattina quando fate colazione, è fare colazione nel momento presente. Quindi vi alzate, probabilmente ci sarà chi è abituato a mettersi seduto, chi a fare una colazione veloce e in piedi, però questo conta poco. L'importante è che siate in quel momento in cui magari bevete un tè piuttosto che un caffè, piuttosto che un cappuccino, essere presenti in quel momento. Sentite il sapore del caffè, l'odore, guardatelo questo caffè com'è, se c'è la schiuma, se c'è il latte sopra, oppure se semplicemente se è tè, quindi non c'è né schiuma né latte, magari sentite il gusto del limone. Sentite il rumore che fa il caffè quando lo preparate, oppure il borbottio, no, della teiera che vi dice che è pronta per accogliere la bustina del tè. Prendete in mano la tazzina, sentite se è pesante, se è leggera, in base a che cosa state prendendo per fare colazione. Provate a mettere le mani intorno alla tazzina. Quello che bevete cos'è? È molto caldo, è fresco, è tiepido. E poi state in piedi, sentite il vostro stare in piedi insieme al sentire contemporaneamente, diciamo, il calore di ciò che tenete tra le mani. Se siete seduti, provate a stare seduti e a sentire il vostro corpo seduto proprio sull'appoggiato, quindi magari sulla sedia, oppure se state su una poltrona, oppure semplicemente su un panchetto. Provate a sentire il vostro corpo che è in quel momento fermo, ma appoggiato su qualcosa che lo sostiene. Ecco, io non voglio andare troppo lunga, anche perché ci sono ci siamo dati una tempistica, no? Con Antonella e con Federico. È chiaro che non è che abbiamo fatto un corso di mindfulness, però sono sicura che cercare di fare colazione con calma nel momento presente e magari godersi una piccola passeggiata, sempre posizionando la nostra attenzione con gentilezza nei nostri 5 sensi in quel momento, allevia sicuramente lo stress di tutti noi. Non è una bacchetta magica, però è qualcosa, visto che noi siamo abituati ad allenarci, non avremo difficoltà ad allenare queste 3 cose, quindi respirazione, la colazione e la passeggiata, cercando di vivere pienamente questi 3 momenti della giornata con i nostri 5 sensi. È un inizio di mindfulness per tutti. Paola, grazie davvero, come sempre sei stata puntuale, precisa e assolutamente esauriente. Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto e allora ti giro una considerazione di Andrea, che ci sta seguendo con grande partecipazione e che suggerisce, e magari su questo puoi dargli anche qualche spunto, che la mindfulness andrebbe inserita anche nella preparazione degli atleti agonisti, e su questo magari puoi dargli qualche di lavoro. Così. Allora, intanto ringrazio Andrea per aver fatto questa domanda, perché mi dà la possibilità chiaramente di parlare anche di questo. Allora, la mindfulness con gli atleti agonisti è fantastica, direi, perché io che seguo da psicologa dello sport degli atleti, di sport anche diversi, la mindfulness aiuta tantissimo gli atleti, li aiuta da un punto di vista proprio della concentrazione, è un allenamento eccellente per la concentrazione nello sport, e quindi questo chiaramente evita per esempio che siano distratti e che siano magari rapiti in qualche modo da quei pensieri tossici che per esempio potrebbero essere legati al giudizio e alla necessità che magari sentono, al desiderio di ottenere un risultato che però in realtà non è mai così motivante, ma piuttosto è molto distraente. Per ottenere delle buone prestazioni, l'atleta deve essere in grado di essere concentrato e attento al momento presente, e quindi chiaramente insomma gli atleti che
comprendono le tecniche di mindfulness da questo punto di vista hanno sempre dei benefici. Insomma, io ho un riscontro assolutamente positivo. E poi devo dire che nella mia esperienza non è detto che bisogna avere per forza degli atleti di altissimo livello, perché insegnare degli esercizi di mindfulness anche ai più piccoli e che magari sono alle prime armi, comunque vuol dire dare loro una risorsa incredibile. Considerate che la mindfulness, oltre che diciamo per le problematiche di cui vi ho parlato prima e ha degli effetti straordinari nello sport, è anche utilizzata per esempio nella preparazione al parto, è utilizzata tantissimo con i bambini che hanno la sindrome della iperattività e disattenzione. Ci sono dei programmi eccellenti che cambiano veramente l'approccio dei bambini che hanno problemi di questo tipo alla vita, quindi alla scuola, alle cose che richiedono invece la calma e la pazienza. Quindi è tanto studiata proprio per questo motivo, perché veramente è molto trasversale e dà dei grandi benefici. Bene, direi che siamo in chiusura, abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati. Prima di lasciare la parola a Antonella Beghetto per le ultime considerazioni, ricordo che la registrazione integrale di questo intervento rimane disponibile sia sul canale YouTube che sul sito del Comitato regionale. Antonella, prego. Sei senza microfono, temo. Ci sono? Ok, grazie. Volevo ringraziare tantissimo Paola per questo suo intervento che è stato veramente illuminante e penso per me come anche per altri. Ringrazio anche Federico per la gestione di tutto il lavoro che c'è alle spalle di questo collegamento e ci sentiamo alla prossima. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo. Vorrei ricordare che dato che la FIN ritengo che sia sempre avanti in tante cose, noi abbiamo anche parlato della mindfulness applicata alla scuola nuoto in un convegno che c'è stato, mi pare, 2 o 3 anni fa, non ricordo. Quindi sempre per dare una risposta ad Andrea che è stato così di aiuto, insomma, anche con i nostri piccolini possiamo sicuramente fare tanto con questa pratica. Sì, quando ancora si potevano fare i convegni. Sì, certo. Sicuramente ripreso con il nuovo anno. Ricordo che con il mese di febbraio sarà online la nuova piattaforma di formazione del settore istruzione tecnica, che quindi in attesa che cessi completamente questa pandemia ci permetterà comunque di organizzare attività formative a distanza. E credo non ci sia nient'altro se non augurarvi buona fine d'anno e un inizio sperabilmente migliore di questo. Ci vediamo il 7 di gennaio alle ore 18 con Davide Meneghelli.